Buongiorno e bentornati a questa nuova puntata di 12.30 CEV. Oggi è dedicata a un tema molto importante che è quello del caro bollette che angoscia sicuramente molti amministratori pubblici. Ne parliamo con Giuseppe Catania del Consorzio CEV e sindaco di Mussomeli. Buongiorno. Buongiorno a voi. Con la sindaca di Milano e vicepresidente vicario Anci Veneto Maria Rosa Pavanello. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E col dottor Luigi Benacchio del Centro Innovazione Expofin. Buongiorno. Buongiorno a voi. Dottor Catania, iniziamo subito con lei entrando nel merito del tema, cioè caro bollette è una scure vera e propria che rischia di abbattersi sui comuni che già escono molto provati dalla pandemia, dico bene? Assolutamente sì. Occorre in questo senso fare un po' una brevissima premessa, cioè in realtà in questi mesi in Italia si è concentrata quella che viene definita una tempesta perfetta per quanto riguarda i costi energetici. Proprio l'ARERA, in un ultimo studio di qualche settimana fa, certifica che nel primo trimestre 2022 addirittura i costi dell'energia sono aumentati del 55% solo nel primo trimestre. Ovviamente i motivi sono tanti, dall'aumento del gas a condizioni, fattori direi meteo sfavorevoli, soprattutto nella zona dell'Europa del Nord, e ovviamente a questi si aggiungono le tensioni geopolitiche di questi giorni, tensioni già in essere per la verità nelle settimane scorse. Purtroppo la misura di questa situazione è certificata dai numeri che sono impietosi. Se noi pensiamo semplicemente che il costo dell'energia dal 2004 al 2019 all'ingrosso si aggirava dai 47 euro agli 86 euro circa. Addirittura nel 2020, a causa delle contrazioni ovviamente della produzione, è scesa a 22 euro. Oggi, in questo momento, siamo oltre i 280 euro megawattora, quindi si capisce perfettamente quale rincaro ci sia stato da questo punto di vista. Rincaro ovviamente che colpisce le famiglie, che colpisce le imprese, ma che colpisce anche i comuni, le amministrazioni pubbliche. Solo per farvi un esempio, io nel mio comune generalmente pago una bolletta di circa 350.000 euro. L'anno scorso, solo nell'ultimo trimestre, ho avuto un aumento di 90.000 euro, quindi un extra costo di 90.000 euro. Stimiamo oggi che il 2022 ci sarà un aumento di circa 150.000 euro, quindi significa un aumento più o meno del 40%. Chiaramente parliamo di spese correnti, aumenti che incidono pesantemente sui bilanci dei comuni. Di recente c'è stato il nuovo decreto energia che qualcosa ha smosso, ha inserito un fondo di circa 200 milioni di euro destinato ai comuni, però da una stima così spannometrica che ho potuto fare significherebbe, faccio l'esempio sempre su Mussomeli, significherebbe per Mussomeli un contributo statale nell'ordine di circa 35-40 mila euro a fronte di un aumento di 150 mila euro. Quindi è bene che il governo sia intervenuto, però a mio avviso ancora non è assolutamente sufficiente. Questi aumenti rischiano pesantemente di incidere o sulla contrazione dei servizi da parte dei comuni o sull'aumento della tassazione a carico dei cittadini, che così si troverebbero a pagare due volte il caro energia, uno per i consumi propri familiari e due come dire, per l'aumento nei propri comuni. Quindi è chiaro che è un tema di assoluta priorità sul quale l'ANCI si sta impegnando e sul quale il governo deve ancora dare ulteriori risposte. Ecco, sindaco Pavanello, nel suo Veneto il sindaco di Abignasico recentemente ha detto la bolletta viene raddoppiata da 500.000 euro a 1 milione di euro. Quindi dati che fanno veramente rabbrividire. Nel suo comune le chiedo come sta andando e come pensate, se potete intervenire in qualche modo.
Allora, noi stiamo stimando che ci sarà un aumento dal 40 al 50% dei costi. Per la tipologia che abbiamo come posso dire, di tipo di fatturazione, di contratto con fornitore Consip, materialmente noi abbiamo visto nella bolletta di dicembre, abbiamo visto i primi aumenti, ma a dicembre la situazione era ancora sotto controllo. Quindi siamo molto preoccupati e stiamo accantonando risorse. Però che cosa vuol dire accantonare risorse? Vuol dire che quelle risorse che lo Stato ci dà tramite il Fondo di solidarietà comunale per implementare servizi e per far fronte comunque a un'emergenza che già avevamo, che era l'emergenza appunto della pandemia, di fatto adesso sono praticamente congelati, ma sono somme attorno ai 200.000 euro. Noi stimiamo che avremo aumenti sui 600.000 euro, voglio dire, per le dimensioni del nostro comune. Per cui siamo ben lontani dall'avere l'accantonamento delle risorse. Però è un principio comunque sbagliato, perché vuol dire che stiamo già agendo sull'erogazione dei servizi e nel frattempo ha già dato indicazioni con circolari interne il responsabile del settore economico-finanziario, ma anche del personale, che probabilmente ci sarà una contrazione anche rispetto alla spesa del personale e ai concorsi, e che si valuta, cioè, e che si riserva la possibilità di dare parere negativo di fronte all'evoluzione della situazione. Abbiamo anche calcolato che sostanzialmente nel famoso decreto di 2 settimane fa che ha fatto il governo, probabilmente è in grado di coprire il 10%, ma al 10% è già una previsione ottimistica degli aumenti. Quindi è assolutamente insufficiente quello che ad oggi è stato deciso dal Consiglio dei Ministri. E poi posso anche parlare della nostra situazione, cioè noi, io ho iniziato, sono stata eletta nel 2012, venivamo già da una situazione molto complessa, per cui era stato impostato, come dire, per quello che riguarda la tassazione e le entrate di comune, era stata fatta un'impostazione di un commissario che mi ha preceduto, per cui di fatto il nostro comune ha già, come dire, un'impostazione per quanto riguarda la tassazione piuttosto già impegnativa per i cittadini, dove non potremo comunque toccare assolutamente nulla, e per cui la domanda è riusciamo a tagliare i servizi? Come? Riusciamo a tagliare la spesa del personale, ma la spesa del personale in un momento in cui già abbiamo poco personale e in cui dobbiamo anche rispondere a questa grandissima opportunità alla quale noi amministratori, sia come ANCI del Veneto, ma sia come ANCI regionale, crediamo molto, che sono i fondi del PNRR. Per cui veramente serve un intervento ulteriore e veloce, perché altrimenti comuni della nostra regione, che sono, le strutture sono molto ligie, molto, come posso dire, con interpretazioni anche molto rigide, rischiano di bloccare tutto e di bloccare anche questa grande opportunità che è per le comunità, per le aziende, per i territori, che sono i fondi PNRR, che poi non si riusciranno a realizzare. Ecco, attivo l'audio. Dopo torniamo appunto sulle richieste fatte dai comuni al governo, perché insomma c'è bisogno sicuramente di un intervento, come diceva la sindaca. E dottor Bennacchio, esistono anche modi per ottimizzare, per innovare, per far risparmiare i comuni in questo senso? Il vostro centro fa innovazione, quindi forse su questo potete aiutarci. Allora, assolutamente sì. Esistono molti modi per aiutare oggi la pubblica amministrazione in questo dramma del costo dell'energia, che è un dramma, secondo me, che è un dramma che è già da tempo, perché pensare di fare energia ancora con le fonti fossili penso che sia oramai anacronistico. Purtroppo con l'aumento dei costi di energia delle fonti fossili si è arrivato a un cul-de-sac dove bisogna prendere una strada, bisogna fare delle scelte, no? Esistono sicuramente le rinnovabili. Le rinnovabili sono fonti energetiche pulite, quindi si può produrre tranquillamente energia dal sole, sia termica che elettrica, e dalle centrali di biomassa dall'agricoltura. Pensiamo che l'Italia è cosparsa di tanti piccoli comuni che sono in mezzo a territori agricoli. Ancora oggi
abbiamo le centrali a biomassa che disperdono energia perché non c'è una normativa che permette di confluire, ad esempio, il FOSSU, che è il rifiuto solido urbano, per capire l'umido, delle centrali. E non abbiamo ancora creato delle comunità energetiche che possano ottimizzare questi consumi e portarli nelle scuole, nei comuni, nelle università. Quindi, secondo me, più che crisi, io direi che si tratta oggi di una grande opportunità. Una grande opportunità che l'Italia, secondo me, saprà cogliere, perché non dimentichiamo che l'Italia oggi, a livello di innovazione tecnologica, è prima a livello mondiale. Parliamo molto di fuga di cervelli e poi quando abbiamo qua l'università, i centri di innovazione che propongono nuove tecnologie, sono costretti ad andare all'estero in cerca di investitori perché in Italia non c'è nessuno che finanzia le nuove tecnologie e la ricerca. Quindi io direi c'è il metodo, abbiamo tutti gli strumenti, li abbiamo tra le altre cose inventati, ideati in Italia e li produciamo in Italia. Faccio un esempio, noi abbiamo brevettato un concentratore solare che è primo al mondo con l'efficientamento al 91% per i kilowatt termici e potremmo dialogare con la pubblica amministrazione e andare a efficientare fino al 60-70% per le spese di riscaldamento. È logico che però bisogna creare un percorso che oggi non c'è. Oggi non c'è, non si dialoga con la pubblica amministrazione. Vuoi perché i comuni sono piccoli e non hanno magari dei tecnici adeguati o non hanno la capacità o la possibilità di poter affrontare certe dinamiche, però oggi secondo me il problema può diventare un'opportunità, può diventare sicuramente un'occasione per fare qualcosa di buono e produrre energia dalle fonti rinnovabili e non più dal fossile. Ecco, dottor Catania, sindaco Catania, il CEV anche lui può fare, sta facendo qualcosa per stare vicino ai sindaci, insomma è un po' la mission del CEV, quella di sostenere da questo punto di vista, quindi cosa si può fare? Sì, il consorzio CEV è ovviamente un consorzio di diritto privato ma a totale partecipazione pubblica. Dal 2002 ad oggi abbiamo circa 1200 soci, adesso sparsi un po' in tutta Italia, ed è ovvio che la mission appunto del CEV è quella di accompagnare i comuni in un corretto utilizzo dell'energia e in un processo di innovazione sull'efficientamento energetico. Già il consorzio di suo svolge alcuni servizi specifici che riguardano ad esempio l'approvvigionamento collettivo dell'energia grazie alle gare pubbliche che sono state messe in campo nei mesi e negli anni scorsi dal CEV. È stato possibile acquistare l'energia a prezzi inferiori rispetto a quelli che solitamente i comuni, soprattutto i comuni piccoli. Ricordiamoci che gran parte dei circa 9.000 comuni italiani sono comuni sotto i 5.000 abitanti ed essere un comune piccolo significa soffrire di quelle cause di nanismo tipiche che sono la carenza di personale specializzato, la mancanza numerica di personale che magari è impegnata in tante attività e quindi non può concentrarsi in modo efficace per sviluppare soluzioni innovative. Stiamo lavorando molto sull'assistenza tecnica ai comuni, sia sul fronte della riduzione dei consumi energetici, quindi implementando soluzioni di efficientamento dell'illuminazione pubblica e soluzioni di efficientamento degli immobili più energivori, che sono in genere i palazzi comunali, che sono le scuole, diciamo quei palazzi pubblici che sono a forte utilizzo da parte dei comuni e al tempo stesso stiamo lavorando come CEV anche sul tema legato alla produzione di energia alternativa, che è la frontiera presente e ancora di più futura sulla quale dobbiamo concentrarci.
Un ultimo tema sul quale ci stiamo concentrando è ovviamente legato alle opportunità che il nuovo PNRR, soprattutto la missione 2 del PNRR, cioè quella missione che è destinata proprio alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, che ha messo in campo solo per l'Italia qualcosa come circa 60 miliardi di euro. È un'opportunità ovviamente che va colta, ma va colta tenendo conto di quelli che sono i limiti che i comuni, soprattutto i piccoli comuni, hanno, e quindi come CEV ci affianchiamo a questi comuni nel tentativo di trovare soluzioni innovative, soluzioni che puntano al risparmio, soluzioni che puntano all'utilizzo di fonti energetiche alternative, a partire ad esempio dalle comunità energetiche. Stiamo lavorando molto su questo con diversi comuni. Ci saranno alcune sperimentazioni che a breve partiranno, e ovviamente questo significa dare una mano concreta nel tentativo di rispondere a questa esigenza di abbattimento dei costi sia da parte delle famiglie e delle imprese, sia da parte ovviamente dei comuni stessi. Sindaca Pavanello, intanto le chiedo un parere su quello che ha detto il dottor Bionacchio prima, cioè che non è facile parlare con le amministrazioni, e se sì perché. E dall'altro lato le chiedo anche appunto cosa, di riunirci a quello che dicevamo prima, cioè lei dice il governo, ci servono fondi, ci servono investimenti da parte del governo, è possibile? No? Sono due cose diverse. I fondi sono per la spesa corrente, noi non abbiamo bisogno di investimenti, nel senso che, voglio dire, io ovviamente conosco molto meglio la realtà del veneziano, ma direi anche del trevigiano. Per quanto riguarda l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, sono tutti molto avanti, e se c'è qualche ritardo è legato all'esecuzione durante il periodo della pandemia, perché faccio un esempio, nell'area metropolitana di Venezia ci sono state molte difficoltà con un iniziale finanziamento della BEI che ha fatto tutta la progettazione. C'è un progetto che coinvolge, mi pare, 27 comuni su 44, che è il progetto Amica Elena, che riguarda sia l'efficientamento energetico di tutti gli edifici pubblici, sia tutta l'illuminazione pubblica di questi 27 comuni. In questa fase c'è la fase di realizzazione dell'efficientamento energetico di tutti gli edifici pubblici, perché ovviamente noi abbiamo anche avuto, come dire, l'esperienza e la nascita che è un po' traumatica della città metropolitana, che lo scopo principale è di coordinare, indirizzare e comunque fare un po' da capofila rispetto ai comuni. Adesso siamo in questa fase realizzativa e quindi arriveremo, considerato che nel framezzo i singoli comuni comunque alcuni interventi li avevano, visto la difficoltà e la lungaggine di questo progetto, comunque si erano mossi da soli e alcuni edifici erano già stati efficientati. L'altro tema sul quale stiamo cercando di lavorare come ANCI Veneto, ma in linea un po' con il tema che diceva il sindaco, rappresentante anche di CEV, è sulle comunità energetiche. Allora, è stato recentissimamente cambiata anche la norma, credo a novembre, con i decreti di novembre, in cui insomma le possibilità sono notevolmente aumentate. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo far conoscere queste opportunità e far da stimolo per creare appunto le comunità energetiche che possono raccogliere sia enti pubblici ma anche soggetti privati. E allora su questo noi stiamo per fare una convenzione, perché abbiamo già fatto un convegno a livello di, soprattutto nel territorio del veneziano. Stiamo coinvolgendo anche l'associazione delle comunità montane, che sono ovviamente comuni molto piccoli e anche bisognosi di sostegno, in cui faremo comunque un protocollo che ci è stato offerto, però noi siamo disponibili, voglio dire, anche ad altre possibilità. Ci è stato offerto un protocollo promozionale dall'Associazione regionale dei periti tecnici ed elettrici del Veneto, per far conoscere l'opportunità soprattutto ai piccoli comuni. Però siamo disponibili anche ad altre forme di collaborazione, perché crediamo che comunque il tema delle comunità energetiche sia una grande opportunità,
soprattutto appunto per condividere l'energia, siccome c'è comunque produzione in esubero di energia e siccome l'energia sta costando sempre di più, su questo disponibili a lavorare anche per altre opportunità e a seconda dei territori, di come i territori poi reagiscono. Ecco, su questo dobbiamo fare un lavoro di accelerazione, credo, perché nessuno ovviamente immaginava questa guerra improvvisa che già si univa all'aumento dei costi dell'energia, ma che con la guerra sono ulteriormente aumentati e soprattutto ci hanno fatto, se ne parlava, perché non è che gli amministratori non sapessero che c'era una dipendenza da certe tipologie di forniture e che si doveva comunque ragionare a livello più ampio e che si doveva fare finalmente nel nostro paese un ragionamento di questo tipo. Diciamo che adesso c'è un'accelerazione. Questi ragionamenti sulle comunità energetiche noi li avevamo iniziati prima ovviamente dello scoppio di questa guerra, adesso accelereremo. Quel che ci preoccupa però, ad esempio, su un progetto, come vi dicevo, che riguarda i comuni della città metropolitana, è siccome abbiamo città e comunità, territori belli e tutti con edifici vincolati, una delle difficoltà che stiamo avendo è proprio i tempi con le sovrintendenze per ottenere anche i permessi per attuare questi interventi e troviamo molti ostacoli, nel senso che le sovrintendenze non è che facilitano l'adeguamento e l'efficientamento degli edifici, diciamo che ci creano Un po' di particolari impaggini. difficoltà. Ecco, dottor Benacchio, lei in parzialmente ha risposto alla mia seconda domanda, quindi gliene pongo un'altra, che è questa. Lei ha detto è un'opportunità, viviamola come opportunità questo momento, però c'è anche fretta, la sindaca ci ha fatto capire insomma, che c'è bisogno di accelerare. È compatibile l'innovazione tecnologica con la fretta che abbiamo in questo momento di trovare soluzioni rapide? Oppure sarà un processo più lungo che dovremo mettere in cantiere per il prossimo futuro? Allora, diciamo, intanto do pienamente ragione alla dottoressa Pavanello quando dice che abbiamo tantissimi intoppi. Allora, la ricerca e la tecnologia avanza velocemente. È logico che con questi intoppi, quando arriva dove serve, è già tardi. In questo senso io dico che la macchina statale dovrebbe accelerare e cogliere l'opportunità. La strada è sicuramente, come già detto, creare dei tavoli di lavoro, coinvolgendo più categorie, perché se si coinvolgono più categorie sicuramente si accelerano i sistemi. Faccio un esempio, ampliare un tavolo di lavoro coinvolgendo, non so, Coldiretto e l'associazione agricole, coinvolgendo Confindustria, coinvolgendo varie parti sociali, sicuramente si avrà molta più forza verso il governo centrale, che comunque si sta impegnando, perché vediamo tutta l'innovazione che sta sfornando l'Enea con il nuovo centro, ad esempio, della Casaccia, con la tecnologia dell'idrogeno. Cioè, secondo me è il momento di cominciare a dialogare veramente. Quindi creare dei tavoli allargati dove si va a proporre qualcosa di concreto. Quindi si va a proporre una procedura, una normativa concreta per attuare velocemente l'innovazione, la digitalizzazione, l'innovazione e questo passaggio alle fonti rinnovabili. Sono pienamente d'accordo che i consorzi faranno la parte più importante, perché i consorzi energetici devono rendersi primi attori di questo cambiamento, perché hanno le competenze, hanno secondo me, oggi anche le risorse, tra virgolette, di tecnici che possono aiutare e velocizzare questi passaggi, queste procedure. Certo che se non si fa un'azione congiunta, muovere il bisonte sarà difficile e quindi in questo senso invito ancora di aprire dei tavoli di lavoro seri, concreti, andare giù a Roma al Ministero e proporre qualcosa. Io penso che ci siano oggi tutti i presupposti per cambiare tante situazioni e cambiare tante procedure burocratiche che oggi rallentano tutto. Sono pienamente d'accordo.
Sindaco Catania, lei ha l'arduo compito di tirare le conclusioni di questa chiacchierata che ha messo sul piatto diversi temi. Le chiedo, se possibile, un po' di speranza, nel senso, riusciremo a reggere l'urto in questo momento di questa crisi o come faremo, insomma, come ne usciremo, perché in qualche modo dovremo uscirne, insomma. So che può sembrare retorica, ma in genere quando c'è una crisi si mettono in campo le soluzioni per cogliere le opportunità. È chiaro che questo può avvenire solo se c'è come dire, il coinvolgimento di più parti sociali, se si rema tutti dalla stessa parte. Credo che l'idea di realizzare dei tavoli di lavoro che servano ad accelerare il processo, però, perché purtroppo uno dei rischi che si corre in Italia è quando non si vuole fare una cosa si istituiscono i tavoli di lavoro. È anche vero però che occorre coinvolgere più parti possibili per andare tutti in un'unica direzione, accelerare quel processo, diceva bene la mia collega, bisogna accelerare, siamo in una situazione in cui i costi sono talmente insostenibili che più tempo perdiamo, cioè non possiamo permetterci di perdere un giorno in più di quello necessario. Quindi io ritengo che con il coinvolgimento di tutti è possibile cogliere questa opportunità. Sono positivo in questo senso, anche se ormai il termine positivo anche qui diventa molto relativo. Cioè, proprio stravolto il mondo. Io ringrazio davvero il sindaco Catania del Consorzio CEV, ringrazio la sindaca Maria Rosa Pavanello e vicepresidente vicaria di ANCI Veneto e ringrazio Luigi Bennacchio del Centro di Innovazione ExpoFin. A voi telespettatori do l'appuntamento alla prossima puntata di 12.30 CEV. A presto. Questo, buongiorno. Arrivederci a Fatto. tutti.